Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Come sempre avremo due momenti, nella seconda parte avremo i nostri amici dell'Armonia, nella prima parte adesso in attesa dell'ospite vero che arriva con un po' di ritardo. C'è l'ospite finto, cioè, nel senso c'è Bernardo Gulotta, che ringrazio per essersi immolato e raccontarci, intanto un appuntamento molto importante di sabato, no? Sabato pomeriggio, ore 18:30, la partita della Triestina che affronterà in trasferta la Pro Vercelli, sarà trasmessa in diretta da Tele4. Con me in telecronaca ci sarà Francesco Vitturi, giovane telecronista molto bravo che commenterà la partita, io in supporto proprio per il commento tecnico di questa gara, che è una gara molto importante per la Triestina per raggiungere il riscatto dopo la sconfitta contro l'Albino Leffe, di cui vediamo ora proprio gli highlights, le azioni più importanti. Questi sono i momenti pre-gara, quando ci sono anche gli spazi per i settori giovanili e i saluti. Partita che, come dicevamo, sarà caratterizzata anche dal recupero di alcuni giocatori per mister Tesser. Infatti potrà ricontare su Malomo, che ha scontato la squalifica, il capitano, difensore centrale, ma ancora non sarà disponibile l'attaccante Redan, che deve scontare il terzo turno di squalifica. Okay. La Pro Vercelli, allenata da Andrea Dossena, è squadra quinta in classifica, impegnativa da un punto di vista proprio di affronto tattico, e oltretutto gioca in casa, quindi ha anche il vantaggio dello stadio a favore. Com'è in classifica la squadra? Quinta la squadra di Dossena, terza invece la Triestina. Quindi appuntamento alle 18:30 sabato pomeriggio per la partita della Triestina in diretta su Tele4. Umberto, lascio a te, visto che adesso ancora con queste ultime immagini della Triestina contro l'Albino Leffe potete invece trattare altri argomenti. Allora, grazie a Bernardo Gulotta appunto per essere stato con noi giusto un attimo, eccolo. Saluto Giovanna Rozza, imprenditrice, grazie per essere venuta nei nostri studi. Prima di cominciare, se lei mi consente, volevo brevemente ricordare la figura di Giulio Montenero. Giulio Montenero è venuto a mancare ieri mattina, è stato nostro ospite per un paio di volte, è stato lo storico direttore del Museo Revoltella dal 61 all'89, critico d'arte, ma una persona di una enorme ironia, di una incommensurabile cultura e soprattutto di una grande simpatia. Volevo appunto salutarlo, volevo anche abbracciare Giovanni Montenero, il figlio, e tutta quanta la famiglia. Allora, Giovanna Rozza, imprenditrice, Stira Giovanna, com'è nata l'idea di questa avventura e quanto tempo fa, fra l'altro? Allora, l'avventura è nata nel 2018 e praticamente io gestivo tutta la parte amministrativa della ditta di mio marito, che è in quota e si occupa di edilizia su Funi, però avevo voglia di... Edilizia? Su Funi. Ah, ho capito. Sì. Tipo Vertigine mi pare che si chiamava, sì. C'era una roba del genere. Sì. E niente, avevo voglia di aprire qualcosa di mio, però, che però mi desse la possibilità di continuare anche a gestire l'azienda, no? Ok. E allora un giorno siamo andati a Ikea e sai che quando si va a Ikea si riempie la borsa di si va tutto. Per non prendere niente, poi si compra mezza casa. Sì, infatti. E una volta arrivati a casa ho abbandonato la borsa a fianco alla sedia delle cose da stirare, no? Come si fa di solito quando si arriva tardi alla sera, che sei stanco, non hai voglia di mettere a posto. E poi guardando la TV mi è venuto in mente questa cosa, ho detto però io potrei aprire una stireria a borse in modo tale che le persone non hanno nessuno a casa perché devono portare la borsa a casa mia, quindi hanno tempo libero e di conseguenza volevo anche dare però un prezzo finito, perché secondo me la cosa importante è come dire, quando una signora viene a casa a stirare ti dice io prendo 10 euro l'ora, faccio l'esempio, no? Sì. Però tu non sai quanto
quante cose lei ti stira in quell'ora. Sì, ho capito. Io invece davo un prezzo finito, io ti dicevo guarda, in quella borsa tu mettendomi 20 pezzi pagavi 20 euro. Ok, ho capito. Quindi io potevo stare 2 ore, 3 ore o anche mezz'ora, il prezzo era sempre lo stesso. Ok. E quindi poi creando la pagina Facebook, anche perché non essendo un negozio su strada, è stato difficile iniziare, no? Perché dici come mi faccio conoscere. Quindi, sì, ormai... sì, e quindi ho creato una pagina Facebook e ho iniziato a tirare l'attenzione delle persone facendole ridere con post divertenti, mettevo, sai, le solite vignette, non so, della moglie e il marito, che la moglie gli dice ma sei sicura che... No, il dottore ti ha dato la cura per il ferro e lui si mette a stirare e dice ma sei sicura che è questa, no? Quelle cose così, però facendo così ho attirato l'attenzione, quindi la gente ha incominciato a chiedermi informazioni. E pian piano poi col passaparola, soprattutto il passaparola, perché quando la gente poi vede che tu dai in realtà un buon servizio, sei brava, gentile, insomma vai incontro al cliente, ho iniziato a prendere tanto giro fin quando abbiamo aperto in via Carducci 2 anni fa. Ah, ok. Abbiamo aperto la prima sede in via Carducci, che è molto grande perché è di fronte al mercato coperto. Ho capito. E adesso ho 4 dipendenti, quindi in 2 anni da quando abbiamo aperto, e abbiamo aperto 2 mesi fa anche a Roiano in via Stock 7. Come i Jefferson, sì, con le lavanderie. Ma adesso chiedo scusa, però le deve piacere stirare? E boh, a me rilassava. Perché quando... sì, questo lo capisco. Sì, perché ti metti là, ti rilassi, in realtà ti rilassi ma pensi a 1300 cose, però sei concentrato lì mentre lo fai, sei concentrato e io devo dire la verità adesso, non per... però molto spesso in alcuni giorni dove ho voglia anche di rilassarmi, proprio di non pensare a niente e anche magari di impiegare proficuamente un tempo che magari dedico all'ascolto di musica o cose del genere, approfitto per stirare, logicamente per stirare le cose semplici, perché però ti consente di rilassare. Ecco, insomma. Quali sono le cose più facili da stirare e quelle più difficili? Vabbè, quelle più difficili è facile intuire qua. Beh, in realtà partiamo dalle più difficili, che in realtà non è la cosa più difficile, in realtà dipende da come sono state lavate. Ok. Perché io posso avere anche una camicia, ma è facilissima da stirare perché è stata lavata bene. E quindi in 2 minuti la camicia è pronta. Il problema è quando le persone non sanno lavare bene, nel senso che usano troppa centrifuga e quindi le camicie ti arrivano con le maniche a fisarmonica, allora lì è un grosso problema, perché per noi è tanto tempo perso, no? Però insomma comunque la camicia è la cosa più difficile. Soprattutto quelle da donna, perché adesso poi le camicie da donna hanno 1000 frange, frangette, volant, così. Ma perché il problema sta anche nel come si lava? Parte tutto da lì, perché se uno non lava bene, cioè proprio la cosa fondamentale è il lavaggio. Perché tanti non sanno usare la centrifuga, no? Mettono il programma sulla lavatrice e ciao, invece magari con la camicia bisogna usare una centrifuga molto bassa in modo tale, perché la centrifuga proprio rende i capi molto insomma maridotti. Ecco. Ma per esempio ci sono dei capi che non occorrerebbe stirare? Sì, ce ne sono tanti. Sono tutti quei capi che vanno di moda anche adesso, che sono fatti di stoffa sintetica, che in realtà se uno li lava bene, li appende, sono come appena fatti. Sì, tipo le camicie, anche l'acqua. Sì, però devo dire la verità, entrare in una camicia ben stirata è un'altra cosa. È tutta un'altra cosa, insomma. Io ho provato una volta vediamo come si fa, forse mi distraggo anche... Penso che avrò dato 2, poi ho detto, no, portiamole da chi queste cose sa fare. E quelli più facili invece sono i fazzoletti, no? Mica detto, perché uno potrebbe anche sbagliare con i fazzoletti. Sì, infatti, diciamo che sono le magliette, insomma tutte le cose che usiamo ogni giorno, anche perché poi noi stiriamo solo le cose di ogni giorno.
In Quindi, che senso? Nel senso jeans, t-shirt, felpe, polo, non stiriamo tipo abiti eleganti o ok, cose, sì, perché sì, quelli li lasciamo alla lavanderia perché hanno le attrezzature idonee, perché noi stiriamo solo con il ferro da stiro. Ma è anche corretto da parte vostra, insomma. Sì. Ma per esempio, e torno su una domanda che mi incuriosisce. Ha scopo stirare le lenzuola? Ah sì, provi a dormire su un lenzuolo non stirato e Sì, quello questo- stirato. Sì, No, questo anche dà un'altra sensazione. Tanti dicono non serve, lavano, asciugano e mettono su, però in realtà se uno mette sul letto un lenzuolo ben stirato ti dà Sì, sulla lo stesso pelle discorso, proprio, è lo stesso discorso della camicia. Sì, uno pensa che è una perdita di tempo, ma in realtà non è così. Ma per esempio, voi avete cominciato 5 anni fa. Sì, sì. Sì, già, è vero, giusto? Sì. Sì, 6 anni fa. Quindi è un tempo, diciamo, relativamente breve, però per quella che può essere la sua esperienza, lei poi è anche giovane, ma insomma, nel corso del tempo è cambiato il modo di stirare, la possibilità di stirare, cioè, che so, nuovi ferri da stiro. Guardi, io le dico la verità, io non prendo ferri da stiro professionali, prendo quelli semi-professionali perché mi trovo molto meglio. Sono praticamente i classici ferri da stiro con la caldaia che si usano a casa. Perché secondo me sono molto più maneggevoli, molto più leggeri e uno che deve stirare 8 ore non può avere un ferro pesantissimo. E quindi io sono un po' vado controcorrente, cioè sono contraria alle cose industriali. Preferisco le cose di casa. Per cose industriali lei intende? Intendo i macchinari o i ferri da stiro, quelli sì, veramente pesanti, perché quelli che hanno le lavanderie sono ferri da stiro pesanti, cioè sono 7 kg a ferro da stiro. Cioè, noi abbiamo il ferro da stiro che pesa 2 kg, cioè neanche non ti rendi conto, scivola da solo. E invece quelle diavolerie che ogni tanto si vedono, che so, soprattutto su Amazon. Sì, quello cose metti là, la camicia gonfia, che- dopo lo fai un po' e dopo capisci che perdi più tempo a metterlo sul manichino, chiudere tutti i bottoni, gonfiarlo, che non accendere il ferro da stiro e dare... sì. Sì. Oppure anche appunto portare da chi queste cose, da chi queste cose sa fare. E invece quegli altri affari che si trovano, per esempio, non so, nelle stanze d'albergo, soprattutto per stirare i pantaloni. Io, per dire la verità, sì, no, in realtà lo trovavo soltanto in un albergo dove andavo a Londra, dove c'era una diavoleria dove stiravi i pantaloni, nel senso era neanche... No, non sapevo. Era una specie di... come posso dire? ma quei tavoli che venivano giù, no? No, più che altro era come se fosse un tavolo appoggiato al muro. Sì. Lo aprivi, mettevi dentro la parte, diciamo, inferiore dei pantaloni, lo richiudevi, credo che in 5 minuti, sì, probabilmente ti stirava la parte bassa dei pantaloni, ma penso che non l'ho mai vista nelle case, ecco, insomma, lei mi conferma che è una... No, penso che qua neanche non si usi... Negli alberghi inglesi non c'è il bidet, ma c'è sta roba per stirare i pantaloni, insomma, sono un po' strani anche loro, insomma. Ecco, lei, i clienti vi portano anche cose strane da stirare? Sì. Che cosa tipo? No, ci portano di tutto. Poi una volta ci è capitato anche gli slip, i boxer, che noi non stiriamo naturalmente indumenti intimi, però veramente c'è veramente tanta scelta. Ho capito, quindi più che... Okay. Ma per esempio, non so, vedo adesso, si stirano anche, come si chiama, centrini, cose... Beh, quello sono le signore portano i centrini, c'è ancora? sì, i runner, perché adesso vanno tanto i runner da tavola, no? Che sono, sì, come no. Sì, e quello va tanto. E, guardi, l'altra settimana per cose strane, per esempio una signora ci ha portato 10 cravatte da stirare, perché doveva dipingerle. E quindi sì, beh, la cravatta, anche là, il discorso della cravatta, io che ne ho anche, diciamo, più di una, e ogni tanto lì bisogna con grande cura, anche perché insomma
è logico, ci sono certe cravatte che le stiri senza neanche preoccuparti. Poi ci sono quelle un pochettino più a cui tieni di più, magari perché sono un regalo, anche perché insomma hanno un certo valore, e lì bisogna portarle dai professionisti. Sì, Bondi, diciamo che ci sono certe cose che veramente è meglio non toccarle a casa se uno non sa usare bene il ferro da stiro. Ecco, qual è l'errore più clamoroso che può fare chi non sa usare bene il ferro da stiro e magari si improvvisa, come comunque il sottoscritto, che ne so, stiratore della domenica? E qual è l'errore maggiore? A parte che a me è capitato anche di dimenticare il ferro sopra... Ma guardi, noi in realtà abbiamo fatto una prova, abbiamo fatto un video, una diretta su Facebook, perché abbiamo una pagina molto seguita, dove abbiamo fatto una prova lasciando il nostro ferro da stiro sopra a un telino bianco che abbiamo messo per vedere in quanto tempo un ferro da stiro può lasciare il segno sul... Ed erano passati 12 minuti e ancora non era diventato marrone, anche perché i ferri di oggi si autospengono dopo 8 minuti. Capito. Quindi se loro sentono che tu non stiri più, allora si autospengono e quindi è impossibile bruciare le cose. No, io ho fatto una stupidaggine di recente, ma non mi ricordo che cosa ho combinato. Devo aver stirato qualcosa, non lo so, fatto sta che poi il capo che ho stirato subito dopo, che è una maglia che ha lasciato il segno quella prima? No. C'era una striatura nera, che si vede che devo aver stirato qualcosa che ha può essere, anche perché noi puliamo spesso, cioè più di una volta al giorno puliamo il ferro, sì, in modo tale che sia sempre bello lucido e non possa lasciare nessun tipo di... Devo aver combinato una roba di questo, non mi ricordo cosa. Ma... Tanti anche prendono, ci sono quei tessuti tipo nylon, e tanti pensano che si possano stirare, dopo ti arrivano con la camicia col segno del ferro da stiro sopra, dicendo riuscite a rimediare? No. È andata. Devo aver fatto una roba che non mi ricordo cosa abbia combinato. E come fate per il caldo? Per il caldo? Beh, noi facciamo la sauna, la sauna gratuita. Perché? No, quest'anno abbiamo cambiato un serramento, dove stiriamo praticamente, abbiamo cambiato un serramento in modo tale da farlo completamente apribile. Ho capito, per far girare bene l'aria, e che infatti ridevamo perché tanti signori passano di mattina e ci salutano si affacciano e ci salutano perché ci dicono che gli teniamo tante compagnia su Facebook, e ci vengono a salutare, ci portano da mangiare, sono tutti coccolissimi. Avrebbe immaginato, quando appunto ha incominciato questa attività, mi pare di capire, se posso, magari non è non tanto per gioco, ma comunque così, insomma, Ma io sapevo che era una cosa che sicuramente avrebbe funzionato. Sì, l'ho capito. Perché stirare è una cosa che tanti odiano fare. Sì. E quindi io, mettendo insieme le due cose, quindi il fatto di lasciarti casa libero e il fatto che ti tolgo lo stiro, che è una cosa che appunto non piace fare, sapevo che solo dovevo far capire alla gente che uno non era una ladra di vestiti, perché tanti, ma mi è tornato tutto, però è così. Sì, perché... adesso poi con quello che succede... Sì. Ma all'inizio è stata dura, perché la gente doveva appena capire, perché comunque di stireria in tutto il Friuli Venezia Giulia, solo stireria, non c'era neanche una. Okay. Tanto che quando io volevo aprire con la signora del comune, che è stata gentilissima, siamo andati avanti quasi un anno, perché non sapeva come inserirmi. Sì, ho capito. Perché le lavanderie che fanno il servizio di stiratura è una cosa, perché hanno già appunto il servizio di lavanderia, ma solo stireria non c'era nessuno in tutto il Friuli Venezia Giulia, e quindi abbiamo avuto all'inizio un po' di problemi per riuscire a capire come fare. E poi appunto ho messo il registratore di cassa in atrio a casa. Sì. E quindi, ripeto, è stato all'inizio molto difficile far capire il meccanismo di una cosa nuova alle persone. Dopo però, una volta che hanno capito e hanno visto che era una persona insomma onesta, che spariva niente e che dava un buon servizio, ha incominciato a prendere veramente giro. Infatti ad oggi siamo con 2 negozi e quindi bene. Come per esempio, tornando a parlare delle camicie, no? Che è un po' la bestia nera... ecco, per esempio,
le è meglio restituirle, come dire... Allora, noi facciamo quello che vuole il cliente. Ok, quindi sì. Ci mettiamo a disposizione del cliente, quindi se uno è abituato ad averle appese, le appendiamo, se uno le vuole piegate in 2, in 3 o in 4, perché c'è anche lì... In 4? Sì, in realtà le dirò che la cosa, quando uno le deve piegare, è sempre meglio in 4 che in 2. In 4 sarebbe la camicia in 2, piegata normale, sì. E poi ancora in 2, quindi ti resta rettangolino. Sì, tipo come quando la compri ed è nella scatola. No, quello in 3. Ah, quello in 3? Sì, viene proprio fuori un rettangolino così. Più piccolo ancora? Sì, che le dirò che quando le deve mettere in valigia è ancora meglio, perché quando lei la tira su non ha neanche le righe della piegatura. Ah. Sì, che poi abbiamo scoperto che in realtà è un metodo cinese. Ti pareva che non c'erano loro dietro? Ma loro hanno sì, una tradizione hanno una tradizione di lavanderia, adesso non per andare sullo stereotipo, però sì, insomma sì. i cinesi sono noti. No, ma per queste loro cose. per esempio c'è, adesso non mi ricordo come si chiama, ma c'è un influencer che piega tutto rotolando ed effettivamente ha ragione, perché quando uno tira su non ha neanche una riga, è perfetta. Ma per esempio, quindi facciamo un esempio. Uno, per questioni di spazio, nel suo armadio magari fa appendere le camicie sulla penna. Se per esempio ha bisogno di 4-5 camicie per piegate. Andare in viaggio, queste le voglio piegate e quindi voi fate proprio Noi facciamo quello che vuole il cliente. Sì. Noi quando il cliente ci consegna la borsa ci dice voglio le camicie appese, quelle 3 sopra le voglio piegate, i pantaloni piegati. Noi facciamo proprio, anche perché uno deve arrivare a casa, tirar fuori le cose dalla borsa e metterle via. Ma in ogni caso è meglio piegarle o le cose appese hanno sempre un altro... la camicia, poi se parliamo di camicie, perché le magliette e i pantaloni no, si possono anche piegare, però la camicia secondo me appesa è proprio il suo. Il suo. Ecco, per esempio, tornando a parlare delle lenzuola, mi è venuto in mente adesso, io poi non so, le lenzuola, ma c'è scritto anche nelle confezioni sotto? Sì, adesso hanno che sarebbe la con gli angoli. Ecco, sì. Adesso hanno gli angoli. Sì. Lì, anche là, si stirano anche quelle con gli angoli? Noi stiriamo tutto, anche quelle con gli angoli, abbiamo il nostro trucco, perché infatti tanti ci chiedono, ma io non riesco a stirarlo. Poi noi sulla nostra pagina pubblichiamo anche dei tutorial in modo tale che uno che si stira da solo e non vuol portare può capire come fare. Però noi stiriamo tutto, abbiamo, insomma, poi nel tempo uno anche adotta il proprio metodo, no? Sì, perché poi... Però quello con gli angoli, tra l'altro, è il lenzuolo più richiesto da stirare. È per forza, perché uno da solo non ce l'ha. No. Ma adesso sono tutti quanti, immagino, no? Sì, quelli sono sotto tutti con gli angoli. Tranne appunto le signore, quelle un po' più di età, che hanno quello sotto ancora come quello sopra. Che però poi dipende da come uno è abituato, anche chi è abituato alla busta. Però non è detto, perché per esempio anche quello con gli angoli delle volte poi cioè non è rose e fiori. Ecco, insomma. No, poi dipende sempre, siamo sempre lì, dipende dalla qualità del prodotto. Sì. No. I primi, secondo a mio modo di vedere, le prime lenzuola con gli angoli erano più perché potevi in qualche modo, erano proprio i primi, ma sto parlando credo di una quarantina d'anni fa, potevi tirare gli angoli, quindi magari erano un pochettino più ampi e a un certo punto quando fissavi tiravi. Ah, ok, ho capito. Invece adesso c'è questa misura standard che in alcuni casi non è sempre l'ideale, per dire la verità, però è più comodo ed è così. Senta, per esempio parole che noi uomini sicuramente abbiamo sentito solo nelle pubblicità, ma che non sappiamo nemmeno che cosa siano, mi sembra un mistero, tipo l'appretto, quelle cose là. In realtà quelle cose lì proprio ci chiedono di non metterle. L'appretto cosa sarebbe? Quella roba che induriva, no? Praticamente sì, indurisce un po' la camicia, no? Per chi le vuole belle rigide, però diciamo che negli ultimi anni con le allergie che si sono sviluppate le persone proprio ci chiedono, una delle domande più frequenti è mettete l'appretto perché io non lo voglio.
ma proprio per una questione di salute. Si meglio anche poi dentro. No, diciamo che una camicia morbida, a mio avviso, dopo i signori sono contrari, tanti mi dicono no, io voglio l'appreto, però è più morbida e quindi ti si adatta meglio. Per esempio, ecco, anche qua, sulla questione del morbido, eccetera, lì è anche una questione di gusti, per dire la verità. Sì. Perché, per esempio... È tutto soggettivo. Sì, ma io vedevo una volta una di quelle trasmissioni com'era 4 hotel, hotel, e dove dicevano gli asciugamani sono belli morbidi, eccetera, eccetera. Se devo essere sincero, per quanto riguarda me, invece, gli asciugamani leggermente, non morbidissimi, insomma, non mi danno fastidio. O mi sono dovuto abituare nel corso del tempo, probabilmente, a lavaggi particolari, a stirature non buone, e quindi, come dire, ormai non mi fa né caldo né freddo, però devo dire la verità che in qualche modo li preferisco. Ecco, per gli asciugamani bisogna utilizzare delle accortezze particolari o quelli Guardi, tutti gli indumenti, indifferente cosa sia, dipende sempre tutto dal lavaggio. Cioè la stiratura è l'ultima cosa, tutto parte dal lavaggio. Può rimediare un lavaggio non buono, un'ottima stiratura? Si rilava. Cioè, proprio come No, è veramente, cioè veramente si parte tutto dal lavaggio. Se una cosa è lavata male con la centrifuga a gradi troppo alti, purtroppo le cose si rovinano, i tessuti perdono. Insomma, ma perché non siamo più abituati a leggere le etichette, tutto quello? No, io penso che sia una questione che negli anni io vedo anche i ragazzi di oggi, no? Non sanno neanche fare una lavatrice, no? Quindi si ritrovano a volte ad abitare da soli e non saper mettere su una lavatrice, quindi si inventano come lavare. Infatti dopo noi ogni tanto comunque cerchiamo, quando vengono, gli diciamo guarda, forse sarebbe meglio, sai, se la lavatrice la fai a 30 gradi con la centrifuga, diamo dei consigli in modo tale che ci ringraziano, perché giustamente dicono nessuno me l'ha mai detto. Mi pare che in tal senso, poi, adesso non so se è una mia idea, eccetera, le asciugatrici che sono comode per un certo... non per tutti gli indumenti. Vero. Che cosa non bisognerebbe mai asciugare? Camicie. No, camicie proprio. Le camicie bisogna lavarle e appenderle sull'appendino in modo tale che non prendano, anche perché l'asciugatrice va bene per certi capi, e diciamo per i jeans, per le magliette, a volte anche per le felpe, ma dipende dal tessuto in cui sono fatte. Ho capito. Però bisogna essere lì quando l'asciugatrice finisce, perché quando l'asciugatrice finisce dà l'ultimo calore, e quindi bisognerebbe aprire l'oblò e far uscire questo calore, perché sennò quel calore che resta dentro per 20 minuti che tu non apri l'oblò che si raffredda dà la piegatura di come è stata messa dentro la roba. Ho capito. E quindi ti ritrovi le cose tutte proprio veramente in condizioni... Noi infatti ci accorgiamo subito quando uno ci porta la roba dell'asciugatrice. E ancora peggio sono le lavasciuga. Ah, ho capito. Quelle che praticamente la stessa lavatrice che lava e asciuga sono tremende. Quella però è purtroppo una comodità. È di spazi, è una cosa di spazi quella lì. Sì, però insomma, vabbè, avete tutto i pro e i contro. Allora, io ringrazio Giovanna Rozza per essere stata con noi. Ricordiamo dove avete uno, dunque è in via Carducci. Allora, noi abbiamo la sede in via Carducci 43, quella principale, che siamo aperti dal lunedì al venerdì 8:30, 18:30, dove trovate anche però la sede di In Quota, perché abbiamo messo l'ufficio insieme alla stireria, perché gestisco tutto io. Stirerai in quota tra un po'. E poi ci trovate in via Stock 7 a Roiano, sempre dal lunedì al venerdì, 8:30, 13:30, e i pomeriggi il martedì e venerdì dalle 16 alle 18. Ok, grazie davvero per essere stata con noi e buon lavoro. Grazie mille. A lei e anche poi a tutte le persone che lavorano per lei. Grazie, gentilissimo. Andiamo in pubblicità e poi parliamo con i nostri amici dell'Armonia. Parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia dell'Armonia, nella fattispecie di Loana Gabrielli, che è la presidente di Itzercanome. Buonasera. E poi di Paolo Dal Fovo, che è il presidente dell'Armonia. Dov'è
come si chiama, Sabrina sta facendo altro, sta lavorando, insomma, anche lei deve lavorare ogni tanto e quindi la dovete... Allora, lo spettacolo che è in scena per la seconda tornata, diciamo, no? E quindi domani, sabato e domenica, si intitola A Trieste nel 1908, è una commedia in 2 atti di Gianfranco Gabrielli, che appunto fu il fondatore dei Cercanome, che si chiama, ho sbagliato prima, I Cercanome de Gabrielli. Sì, Cercanome de Gabrielli. Ricordiamo giusto un attimo l'origine del nome della compagnia, insomma, che è abbastanza divertente. I Cercanome perché in uno dei tanti passaggi nei svariati anni, e quindi scissioni, persone che se ne andavano, rifondazioni, nuovi gruppi, e noi che agli albori ci chiamavamo i Grembani, restammo perché, come dire, mio papà diceva sempre meglio dirsi soli prima che non ne disi gli altri dopo. Sì, che è una buona tattica anche. Gli erimo i Grembani, e quindi tutti che facciaro fin da subito cosché erimo, ecco. All'epoca restammo senza nome e quindi cercavamo disperatamente un nome. Ma perché un Grembano da via si è portato il nome? Sì, bravo, così. Detta così. E così diventammo i Cercanome. Recentemente, quando c'è stato il passaggio del terzo settore, ho voluto così, nell'occasione del dover riscrivere, riaffrontare la parte dello statuto, mettere questa cosa, il Cercanome de Gabrielli, perché appunto da lui fu fondato e anche perché così nel tempo, tra virgolette, resta un segno indelebile di chi era la compagnia. Allora, cos'è la storia perché qua magari la chiariamo anche per i telespettatori, la storia del terzo settore? È la nuova legge che è lunghissima da affrontare. Ci vorrebbero 3 trasmissioni per spiegarla bene. No, effettivamente sono stata una riforma di tutto questo mondo del volontariato in genere, e dunque è entrata questa legge del terzo settore che rientra anche il volontariato culturale che noi facciamo parte. E dunque tutto da rifare, gli statuti. E che ha snellito tutto, che ha... snellimento. La burocrazia azzerata, naturalmente. Adesso non si carta niente, timbri niente. Aprire appunto i registri. No, tutte cose che di tutto non appartengono al paese, queste cose. Ma lo sai che da fonti FITE, cioè la Federazione Italiana Teatro Amatoriale, che noi siamo logicamente affiliati, la FITE nazionale ci ha dato i numeri, che il 30%, ed è vero, il 30% delle compagnie amatoriali in Italia hanno mollato la cosa. Cioè non per via di questa cosa? Per via di questa cosa talmente complicata, talmente pazzesca da fare. Io devo dire una cosa, perché ce l'ho qua. Allora, la prova di come il nostro paese non riesce a voltar pagina in tal senso è andare in farmacia. Assolutamente, è vero. Posso dire, hanno rotto con le ricette elettroniche. Uno pensa, vado con la ricetta elettronica che ho nel cellulare. Cioè, è là, insomma, no? Quindi la fotografano con quella diavoleria, con la pistola, e devono stamparla. Devono 2 volte cliccare sul codice a barre e devono il numeretto a mano e dopo devono fare quella roba che per me è proprio roba da medioevo, da terzo mondo, ancora togliere il talloncino, applicarlo. Io è una roba che veramente poi dopo è logico, se uno deve andare là e deve farsi solo una scatola come si chiama? Vivi in C, va bene, però
chi ha patologie, delle patologie, eccetera, magari va a prendere le persone, delle medicine per le persone anziane, eccetera, cioè, passa il primo tempo di Ben-Hur e ci sono ancora là con questi che timbra. La fila dietro è una cosa che a me manda letteralmente in bestia. Puoi capire dunque cos'è il terzo settore. Non riesco neanche a immaginare voi che dovete fare. Una roba, probabilmente nel 1908 funzionava tutto più rapidamente. Assolutamente. Adesso senza andare credo di sì. A parlare della defonta o roba del genere, ma posso immaginare che era tutto un pochettino più veloce. Che cos'è a Trieste nel 1908? E perché nel 1908, fra l'altro? Perché il fatto di cui si parla all'interno di questa commedia è un fatto realmente accaduto a Trieste nel 1908. Un fatto di cui anche la nostra Liliana Bambošek ha parlato all'interno di uno dei suoi libri e per questo spettacolo dedicato a Liliana Bambošek. Sì. Hanno fatto una bella cosa. Ecco, ho voluto poi appunto proprio per questo motivo dedicare questa rappresentazione a Liliana che ci era vicina, ci era amica e vi era anche e ci ha anche bastonata perché così si fa. Nello specifico l'amicizia di Liliana con mio padre nasce dopo una critica feroce. Dopo questa feroce critica che lei gli fece, hanno stretto amicizie e poi insomma sono perché diventate... le persone intelligenti fanno così. Ma queste sono immagini, si riferiscono proprio allo spettacolo, queste? Sì, il nostro spettacolo. Ed è che cosa? Un giallo, questo fatto realmente accaduto a Trieste nel 1908 all'interno di quindi con tutto uno spettro di quello che è la città in quel momento, quindi una città cosmopolita, con un sacco di persone che vanno, vengono, girano, fanno affari, e quindi persone per bene e non per bene. E sorgono questi tipi di bar particolari, i caffè Chantin, arrivati dalla Francia, e all'interno di uno di questi caffè di Trieste succede qualcosa ed è un giallo. A Trieste nel 1908. Non vi racconto di più perché sennò... Quando venne scritta? Nel 2002. Gianfranco Gabrielli la scrive nel 2002. Vedete anche in questo caso anche l'accuratezza dei costumi e poi anche la video, insomma, che sono videoproiezioni. Videoproiezioni, sì. No, è molto piacevole. E poi devo dire la verità che, chiedo scusa, nel nostro, insomma, nel teatro italiano sempre di più si vedono gialli, no? Fino a qualche tempo fa cioè, il giallo era qualche cosa di scarsamente frequentato in Italia. Adesso anche Rossetti lo scorso anno credo che uno degli spettacoli più visti fosse c'è anche Romano Olivo. Sì, c'è anche Romano Olivo, assolutamente. Non mi ha detto, l'ho vista lunedì in città, non mi ha detto che era in scena. Ha tenuto nascosto, fu una sorpresa. Non sapevo che ci fosse anche lei. Sì, è con noi, da parecchi anni. Dicevo che appunto uno degli spettacoli più visti la scorsa stagione del Rossetti è stato Trappola per topi di Agatha Christie. Ma perché secondo te, perché piace il giallo sempre e comunque? A me anche piacciono i gialli e credo che crea un po' questa suspense, no? Nello spettatore, questa attesa, questa tendere verso il finale, la verità. Ho avuto dei commenti da parte del pubblico che effettivamente fino alla fine, per quanto a noi la soluzione sembrava banale, e che si chiedevano fino alla fine ma sarà stato, cosa succede, quindi effettivamente ha funzionato, ma però, suspense. Secondo me è anche vero che al pubblico piace anche delle volte, lo dico in maniera bonaria perché divento pubblico in questo caso, piace anche essere preso in giro, no? E i gialli un po' adesso
volenti o nolenti, giocano un po', ingannano un pochettino, certo. eccetera. Secondo me il pubblico accetta perché è raro trovare qualcuno che ti dice non mi piace il giallo, sia a teatro, sia al cinema, sia libri, per quanto riguarda i libri, eccetera. Insomma. E vedo che anche a teatro credo, sì, uno si appassiona, ecco, credo, entra all'interno, ecco, viene un po' preso, no? Sì, catturato appunto da... il fatto di cronaca a cui fa riferimento il testo viene trattato, diciamo così, filologicamente in maniera, come posso dire, corretta e brutto, ma insomma, oppure attenta. Come Gianfranco era molto attento a fare le ricerche, andava in biblioteca, civica, era un appassionato di storia. Ok. Proprio, e infatti tra le tante sue commedie, più d'una prende un argomento storico. E per questa, nello specifico, era andato a studiare il fatto di cui poi è andato a scrivere negli archivi di Stato, negli archivi del Piccolo, quindi è andato a fare delle ricerche per avere il filo del fatto su cui poi ha romanzato la commedia. Ricordo bene perché nella prima edizione c'ero anch'io. Era il marinaio, in prestito della compagnia Light. Era il Parangaglio, il marinaio. Adesso farà il papà del marinaio. Il nonno. Sono il presidente. No, capita ormai... Ma che succede, no? A un certo punto certo, che uno è abituato a... Prima c'è il figlio e poi il papà. Il nonno e via. Fa la parte della recluta, poi de colpo fa la parte del capo. Qua c'è qualcosa che sta... ci sono molte, no, Paolo, le compagnie che poi hanno anche dei testi, diciamo così, in repertorio, no? Cioè che... Noi cerchiamo, ci siamo dati una regola negli anni, almeno di non replicare una commedia, almeno dopo 10 anni, cioè il minimo 10 anni per riproporla. Il pubblico magari... Se lo facessero i teatri, quante robe non si potrebbero fare. In questo forse caso neanche mal, tra l'altro. Michele Marolla, che cura la regia, ha fatto anche una rivisitazione del testo, appunto per renderlo un po' a modo suo, un po' più... ma ci sta, ci mancherebbe. E dunque a 10 anni almeno noi non le riproponiamo, però... testi di un certo tipo che avevano avuto un bel successo negli anni passati, perché no? Poi appunto dopo 10 anni uno... Ma e poi per esempio, però adesso l'altro problema potrebbe essere, adesso non so se sto infilandomi in una gaffe dalla quale credo non... È anche vero che poi anche gli attori della compagnia poi diciamo crescono. Certo, ma cambiano. Cambiano. Crescono e cambiano. Ecco, vi ringrazio per avermi in questo tipo di commedie scritte come Gianfranco, quando scriveva Cappelletti e Paghi, o Giuliano Zanier stesso, che faceva, c'erano tanti personaggi, perché le compagnie erano molto numerose. E dunque il problema è un problema di far lavorare tutti. Sì, ho capito. Oggi le compagnie sono ridimensionate, abbiamo 8-10 attori al massimo. Che però è tutto grasso che cola rispetto... certo, possiamo ancora permetterci di portare in scena appunto tante persone che un teatro professionistico non può permettersi. Una volta leggendo, è una commedia ricca di personaggi, ce ne sono 9 in scena. Uno dice, mamma mia, cioè una delle ultime serie di Carnovale di Godoy non la puoi mettere in scena perché non te trovi 15, quanti ne sono? 15 devi pagarli poi, soprattutto, che in quel caso è il grosso problema. Infatti vedi anche le scene, queste videoproiezioni che noi iniziamo adesso un po' ad usare, perché effettivamente sono una bellissima resa, sta andando una bella resa. Non mettete i velatini davanti, mi raccomando, perché quello poi... Però no, ma è una come dire, è una soluzione di grande... Perché poi serve, immagino, anche, come posso dire, anche per dar l'idea, no? Cioè, certo, sì. Vedi uno spaccato di scena vera e propria, e questo è quello che ti porta appunto in questo caso ai locali storici, no? È tutto su computer, immagino. Sì. Qual è il problema, essendo teatri minori, più piccolini, trovare l'attrezzatura dappertutto, perché noi
simili al Teatro Pelico, certo, sì, ci sono le attrezzature e anche altri teatri le hanno, ma non sempre le trovi. Non dappertutto, Infatti nella mia commedia, no, veniva anche Richard Gere, avevamo il problema di una proiezione finale e abbiamo dovuto cercare la soluzione per portarci dietro un piccolo apparecchietto, che uno di noi ce l'aveva, e allora abbiamo... Tra l'altro questa di come dire, poi dover far fronte a determinate problematiche è tipica adesso di parecchie realtà, se vogliamo. L'unica delusione del fantasma dell'opera, sì, visto a Trieste, sì, è che non si è potuto fare il numero di apertura del secondo atto Masquerade, perché non c'era lo spazio, credo che non ci stava, e quello, figurate tutti quelli a cui io ho detto il numero che apre il secondo atto, è uno dei più belli che io abbia mai visto, c'è questa scalinata, scendono tutti, eccetera, e non c'era. Giustamente quando si incominciava Ilaria De Rossetti mi ha detto, io non direi troppo in giro questa storia, però sì, e poi... Infatti poi ti vedi che un teatro grande come Rossetti, con una produzione di quel tipo, quanto piccolo diventa. Sì, credo che sia un problema di profondità del palcoscenico, sì, perché io stesso che lo bazzico, sì, ogni tanto, mi rendo conto che sì, non è tanto, non mi sembra, voglio dire, almeno tanto profondo quanto potrebbe sembrare dalla vastità del coso. Allora, questo va in scena ancora venerdì e sabato alle 20:30 e poi domenica alle 16:30 secondo la formula di questa stagione. Poi dove andate con questo? Perché adesso qua se ridi. Dopo andremo 2 punti a Prosecco, insomma, a Staranzan, a Muggia. Che abbiamo già fatto noi come Salieri del Totti, abbiamo già fatto questi passaggi. Passaggi, e speriamo, vedremo che attrezzature troveremo, anzi certo, dopo parleremo di quella roba. Mentre le altre compagnie armonie saranno in giro, perché come sempre il Gabbiano sarà domenica con le Stelle Stavardar al Teatro Concordia, all'Auditorium Concordia di Pordenone, e invece a Prosecco questa domenica ci sarà... le proposte teatrali con Sai frottole ma niente frittole, appunto in tournée nella provincia come sempre. Questa formula nuova, che ricordiamo propone anche degli spettacoli fuori abbonamento, sì, e soprattutto questa idea dei 3 giorni, eccetera. Ma sta portando risultati. Il secondo venerdì ripreso effettivamente serviva, perché l'affluenza comincia a essere davvero molto buona. Anche nei fuori abbonamento è andata molto bene. Ci scusiamo con il pubblico perché non è andato in scena l'ultimo Terminal con Leonardo Zanier, che doveva andare in scena ieri, ma una indisposizione di uno dei due, che è Leonardo Zanier e Tony Cosina, loro due fanno tutto loro. Tanto in sti giorni purtroppo, allora probabilmente troveremo un'altra data in seguito per riprenderla, assolutamente sì. Laddove invece, poi dopo parliamo anche d'altro, però diciamo che il prossimo spettacolo in cartellone è il famoso scioglilingua di quelli di Scala Santa, Tic e Tic Tega. Questi decoparli, quindi poi ne parleremo e là sarà da ridere, sì, perché dovrò dirlo probabilmente più volte, più di una volta, eccetera. Allora, com'è so che mi dicevi, Paolo, che una delle, come dire, problematiche che dovete in qualche modo affrontare è proprio quella dell'avvicinamento di nuove generazioni, non tanto per quanto concerne gli spettatori, perché mi hanno detto che lì qualche cosa si muove, ma proprio a livello di attori. Insomma, sì, abbiamo proposto, il secondo anno che abbiamo organizzato assieme a Teatro Bandus di Giulia Sgherla, dei laboratori teatrali in dialetto triestino. Loro non lo facevano solo in lingua italiana. Questo è il secondo anno, ha funzionato bene, ho visto il saggio finale, divertentissimo. Giulian poi è molto bravo. Molto bravo che i ragazzi, lui e Beltrame sono bravissimi, hanno fatto veramente un grande lavoro, da divertirsi, veramente
non ho mai riso tanto ultimamente come vedere sia ragazzini a farsi scenette tratte dalle maldobrie fortissimi. Infatti abbiamo proposto di non lasciarlo perdere questo spettacolino che durava mezz'oretta, magari poi lo vedremo di aggiungerci qualcosa, magari per lo spettacolo che solitamente proponiamo all'inizio della stagione quando offerto agli spettatori, e portare i ragazzi, i bambini in scena è una bella cosa secondo me. Ecco, tu hai adesso mi è venuto in mente adesso che insomma, sarebbe il caso di incominciare a pensare anche a ricordare in maniera tangibile Carpinteri e Faraguna, certo. Magari, che so, con qualche targa, questa città però queste cose qua non riesce a capire. No, però, ed è un peccato francamente. Però ecco, per esempio, è da un po' che non si vedono maldobrie in scena, no? È da tanti anni, dai tempi della Contrada che loro le portavano in scena. Ma c'è un problema sinceramente non lo so. Se c'è un problema appunto credo che loro abbiano acquisito ho capito. I diritti per prossima certe volta, commedie. La prossima magari volta la Livia, che viene Livia glielo chiedo. Ti ricordi e chiedo, perché è interessante questa cosa. Sì, perché è un po' che non si vede ed è un peccato, insomma, perché insomma, erano veramente... credo che per parecchi di noi, come dire, uno degli ingressi nel mondo del teatro era proprio andare a vedere le maldobrie, insomma, no? E fatte magnificamente come le facevano loro, poi era una roba sì, davvero... ancora li ricorda, eccetera. È curioso, insomma, che... Allora, invece, il Cercanome, quanti siete? La formazione, quante persone comprende? Quest'anno ci sono 13 persone in scena. All'anima, 13? 13 ed confermo che è assolutamente difficile tenere insieme gruppi più numerosi ed si ha una sete di attori più giovani delle nuove generazioni. Quando parliamo anche qua adesso... Un argomento difficile. Sì, soprattutto per chi sta per affrontare un compleanno tondo. Quando parliamo di giovani, che età tipo? Da che età in giù? Secondo me il classico attore giovane, attrice giovane, i diciottenni, ventenni. Proprio giovane. Quel tipo di figura là che magari fa la figlia, fa il figlio, fanno gli innamorati in certi momenti. E noi abbiamo dovuto rinunciare a una commedia di Ruggero Paghi, di Cappelletti, riproporla appunto dopo 8 anni in memoria di Ruggero, che ci ha lasciato l'altro anno, ma avevamo un problema di trovare tre giovani in realtà, e non abbiamo cercato e niente, non questo siamo peccato riusciti effettivamente, perché dovuto rinunciare nel cassetto pronta, ma... E già ci si può ritenere fortunati se uno ha un paio di attori 35, 40, esatto, che magari già giovani, ecco. Famosa età scenica, 35 è già bene. Che poi, sì. Però è peccato, perché poi insomma uno potrebbe anche provare per curiosità. Assolutamente, una bellissima esperienza, la consiglio a tutti, tante volte ne abbiamo parlato. Un'esperienza di vita qua, cioè proprio assolutamente. Porta a riflettere su alcune aspetti caratteriali. E poi secondo me si impara tanto, si impara anche non soltanto a parlare in pubblico, eccetera, quello magari potrebbe essere anche qualcosa che uno ha dentro di sé, certo. Ma proprio ci sono dei meccanismi tali quando si sta in scena che sono unici proprio, delle emozioni particolarissime proprio. E anche un lavoro di gruppo dove certo, non è, come dire, la bravura di uno, ma il gruppo che deve riuscire a funzionare, perché sennò la bravura di uno... La difficoltà di uno in quel momento di memoria, poi, devono intervenire gli altri. Che poi io lo dico anche sempre, chi fa teatro come loro, cioè il teatro che viene definito amatoriale, che è un aggettivo che a me non piace tantissimo, però ci sono delle individualità, ci sono delle... le regole del teatro sono quelle. Sì. E quindi uno deve saper stare in scena, come a portare in scena Shakespeare devi saperlo fare, devi saper fare anche con gli stessi meccanismi, con le stesse regole, con gli stessi tempi comici, che è la cosa più
più bella del mondo, certo, da imparare, e di cui anche poi parlare. Allora, ricordiamo ancora una volta, a Trieste nel 1908 della compagnia I Cercanome de Gabrielli, va in scena ancora domani. E sabato alle 20:30 e domenica alle 16:30 per la stagione dell'armonia. La 39esima stagione dell'armonia. Il prossimo anno. Festa grande. Quindi anche voi avete un compleanno. È un bel compleanno, un bel compleanno, 40 stagioni. Però voi avete dove festeggiare, io devo, vabbè, questo è un altro discorso. Grazie a Paolo Del Fuovo e a Luana Gabrielli per essere stati con noi, buon lavoro, mi raccomando. Noi ci vediamo domani è la puntata del venerdì che noi dedichiamo sempre alla cultura. Poi il venerdì è una scadenza fissa, se poi dopo riusciamo a mettere appunto cultura e spettacoli anche negli altri giorni della settimana, io non è che mi adiro, e domani parleremo del Tartini. E poi c'è l'appuntamento con Trieste d'Arte. Abbiamo visitato, non dovrei dirlo perché sembra poi irrispettoso nei commenti, andate a vedere la mostra Cosmos che sta alle Scuderie del Castello di Miramare. Un piccolo inciso qua, velocissimo, che sulla Novara, sì. Anni fa, una ventina di anni fa, abbiamo fatto noi una commedia di Cappelletti Paghi, il Giro del Mondo in 2 anni e passa, proprio dedicata al viaggio della Novara. Sì. Andate a vedere la mostra perché così si allestisce una mostra. Grazie ancora, buon lavoro, ci vediamo domani.